Welcome back to 2026 Toyota Fortuner. Oggi parliamo della recensione completa di questo nuovo modello, in cui analizzeremo in dettaglio l'esterno, l'interno, le prestazioni e i prezzi. Toyota ha sempre presentato la Fortuner come un SUV forte, affidabile e pronto all'avventura. Ma il modello 2026 porta questo standard a un livello completamente nuovo. Partendo dall'esterno, il design della Fortuner 2026 appare più aggressivo, muscoloso e moderno rispetto al passato. Davanti troviamo una grande griglia cromata che, combinata con i fari LED Matrix, crea un look audace e dominante. Il cofano rialzato e le linee affilate del profilo laterale le conferiscono una presenza potente su strada. I nuovi cerchi in lega bitonalità e i passaruota ampliati esaltano ulteriormente il carattere off-road del veicolo. Sul retro, i fari ridisegnati, lo spoiler sportivo e il paraurti aggiornato aggiungono un tocco premium. Nel complesso, il design è sportivo, professionale e mantiene allo stesso tempo un fascino robusto perfetto per l'uso familiare. Passiamo ora agli interni. L'abitacolo della Fortuner 2026 risulta più spazioso, funzionale e lussuoso rispetto alle versioni precedenti. Sul cruscotto troviamo materiali soft touch, un nuovo touchscreen flottante da 12,3 pollici, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale presenta grafiche moderne e offre informazioni chiare e utili durante la guida. I sedili, rifiniti in pelle di alta qualità, offrono un comfort migliorato e rendono piacevoli sia i lunghi viaggi che le percorrenze off-road. Abbassando i sedili della terza fila, lo spazio di carico aumenta notevolmente, rendendo questo SUV ideale sia per famiglie che per chi ama viaggiare. Il climatizzatore bizona, i sedili ventilati, il caricatore wireless, l'illuminazione ambientale e il sistema audio premium elevano ulteriormente l'esperienza dell'abitacolo. Parlando delle prestazioni, la Fortuner 2026 arriva con due motorizzazioni, un diesel turbo da 2,8 litri e un benzina da 2,7 litri. La versione diesel sviluppa fino a 204 cavalli, con una coppia molto robusta, ideale per percorsi difficili e traini pesanti. Il cambio automatico risulta fluido e la distribuzione della potenza è lineare e reattiva. Le modalità off-road, l'assistenza in salita, il riduttore e la sospensione migliorata rendono questo SUV stabile anche sui terreni più difficili. In autostrada l'accelerazione è migliore, lo sterzo più preciso e la frenata trasmette sicurezza. Anche l'efficienza nei consumi è stata ottimizzata, un vantaggio importante in questo segmento. Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Toyota Fortuner 2026 in Pakistan dovrebbe partire da circa 14 milioni di rupie fino ad arrivare ai 18,5 milioni per la versione top, a seconda delle varianti e delle dotazioni. Considerando le caratteristiche offerte, il prezzo risulta giustificato, poiché la Fortuner è sinonimo di affidabilità, valore di rivendita e durata nel tempo. Questa era dunque la recensione completa e dettagliata della Toyota Fortuner 2026. Se desideri un SUV potente, con caratteristiche premium e un'affidabilità a lungo termine, la nuova Fortuner merita sicuramente la tua attenzione.